Io voglio un rapporto sano col fisco, ne voglio un rapporto, io non voglio passare attraverso un commercialista che se sbaglia mi fanno il culo a me. Io voglio andare dall'agenzia delle entrate con tutti i documenti che mi richiede. Poi la dichiarazione dei redditi me la fa l'agenzia delle entrate. Io ti do 300 euro per la dichiarazione, me la fai te una volta l'anno e poi per tutto l'anno non mi rompi più i coglioni! Allora, per le piccole e medie imprese, vi dico questo, abbiamo messo su 4 cose per le piccole e medie imprese, perché la nostra ossatura, 650.000 hanno delocalizzato o chiuso negli ultimi anni, 35 imprese chiudono ogni giorno per fallimento, 35 al giorno. Voi ne sapete qualcosa? Io ero venuto con Gavino Sale, ve lo ricordate quando la regione ha richiesto i soldi indietro ai nostri immigrati che erano stati convinti a venire qua e poi li mettevano all'asta le piccole imprese. Siamo andati, dove eravamo? A Decimo Puzzo. A Decimo Puzzo ci sono andato anch'io con un giornalista americano, hanno fatto 7 pagine sul New York e su Decimo Puzzo, perché non ci credevano, 7 pagine sul più grande e prestigioso settimanale degli Stati Uniti, per vedere quello che succedeva. Mettevano all'asta, mandavano le banche, i loro sì, e aziende da 300-400 mila euro portate via da 10-20 mila euro. E mi ricordo questo straordinario personaggio che ho conosciuto, Gavino Sale, che è andato lì e ha detto: se vi permettete, sai, Gavino c'ha una fronte così, sai benissimo che se ti danno una manganellata rompe il manganello stando fermo così. Ha detto: io vi guarderemo negli occhi, brutti serpenti che non siete altri, provate a venire a mandare i vostri a prendere le nostre aziende. Non è più venuto nessuno, guarda, è stato straordinario, straordinario. Bene, allora